movimento in area di rigore, ci sono Aurelio e Paesani, il cross al centro verso Aurelio, il colpo di testa, la parata di Moser e poi palla messa nuovamente in calcio d'angolo da Petracca. Paesani del Peperino che va a giocare in avanti in direzione di Aurelio, prova a girarsi di prima intenzione. Ottima la giocata da parte di Aurelio, ma ottima anche la risposta di Moser. Cassetti sulla sinistra in direzione di Lorenzi, allunga la sfera, Cassetti non ci arriva, la può controllare Cotrupi, la manda in avanti su Aurelio, la conclusione la tocca a Moser, poi una serie di ribattute e alla fine Moser riesce a far suo il pallone. Andando in avanti su Aurelio, fa proseguire il pallone verso Giovannetti, Aurelio in area di rigore, conclusione deviata, pareggia i conti il Peperino con la conclusione deviata di Aurelio, 1-1. Buccioni va a servire Aurelio, in area di rigore Aurelio si avvicina alla porta, viene cade a terra, viene messo giù fallosamente da Moser, calcio di rigore quindi per il Peperino che ha l'opportunità di portarsi quindi in un doppio vantaggio, opportunità del Peperino di portarsi in un doppio vantaggio. Arriva il fischio, parte Aurelio con il destro, Aurelio fa 4-2 per il Peperino su calcio di rigore.